Roma, tragedia sfiorata al Lido dove un'enorme robinia è crollata lungo i canali di Via Lepaton. Per miracolo non passavano imbarcazioni in quel momento. Spaccio nella zona delle scuole in via Cappuccina a Mestre. Dopo lunghi appostamenti, i poliziotti hanno arrestato un 30enne tunisino che stava vendendo cocaina vicino agli istituti scolastici. Raffica di furti a Jesolo nel fine settimana, scoppia l'allarme social, ma il sindaco De Zotti invita alla prudenza e assicura i controlli ci sono. Lo spiraglio aperto a livello nazionale da Fratelli d'Italia sul terzo mandato per i governatori mette in subbuglio la politica regionale, idem l'attacco, meloniani attendisti, Forza Italia poco convinta. Presentato questa mattina all'isola di San Giorgio a Venezia, progetto dell'AIL Sognando Itaca per aiutare i pazienti con tumore al sangue a riabilitarsi fisicamente e psicologicamente. Si è concluso con una grande festa sul piazzale antistante l'ex Casinò l'anno scolastico, tante le attività che hanno coinvolto i ragazzi intersecando diverse discipline nel migliore dei modi. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Lo avete sentito dai titoli dopo quanto successo lunedì a Piazzale Roma in mattinata, nuova caduta di un albero, questa volta in via Lepanto, siamo al Lido di Venezia. Ancora un albero caduto a Venezia, per la precisione questa volta al Lido di Venezia. Dopo il drammatico schianto di un albero a Piazzale Roma tra la folla che ha provocato lunedì 12 feriti, tra cui una giovane mamma in coma, questa volta nelle prime ore della mattinata è crollata una pesante robinia di alto fusto in via Lepanto, circa all'altezza dell'incrocio con via Marcantonio Bragadina al Lido di Venezia. Sul posto è arrivata subito la polizia locale, intervenuta su chiamata alle 7:40. Per fortuna in questa occasione l'albero si è accasciato dalla parte del canale dove in quel momento non transitava nessuna imbarcazione e non verso la strada, comunque a quell'ora scarsamente trafficata, ma il bilancio dei danni avrebbe potuto essere pesantissimo. Tutto ciò è avvenuto in condizioni meteo ideali e in completa assenza di vento, quindi l'episodio ha riportato inevitabilmente l'attenzione sulla manutenzione degli alberi e del verde pubblico, su cui sono in tanti a puntare ora il dito. Il precedente, ancora fresco di lunedì, ha inevitabilmente amplificato il clamore e sollevato una bufera di critiche sulla manutenzione del verde in città. Così Cristina Romieri, del direttivo di Venezia di Italia Nostra. Noi non ci opponiamo naturalmente agli abbattimenti quando questi sono giustificati da precise perizie che attestano il pericolo di crollo. Quello per cui ci siamo battuti e continueremo a batterci è che quando questi abbattimenti, questi tagli sono ingiustificati oppure per opere in cui c'è un'alternativa possibile. Le richieste sono chiare, anche oggi si può parlare di uno scampato pericolo, ma com'era lo stato delle radici dell'albero caduto e quanti sono gli alberi pericolanti? Queste le domande che si pongono i cittadini. Primo, una costante e seria e corretta manutenzione del verde. Il 2, il reimpianto appunto di alberi di adeguata specie e naturalmente in luoghi opportuni. E terzo, l'attivazione, o meglio la riattivazione del Forum del Verde, previsto anche dallo Statuto del Comune. Spaccio nella zona delle scuole in via Cappuccina a Mestre. I poliziotti hanno osservato lo scambio a poca distanza, riuscendo a bloccare lo smercio, fermare il venditore e controllare gli acquirenti. Un 30enne tunisino che stava vendendo cocaina nella zona degli istituti è stato portato in carcere. Ci sono scuole dell'infanzia, elementari e medie nel comprensivo che confina con via Dante a pochi passi da rampa cavalcavia vicino alla fermata del tram. Gli agenti hanno lasciato che il 30enne agisse per poterlo cogliere sul fatto, poi l'hanno bloccato e trovato con 7 involucri di cocaina e 740 euro in contanti. Ora è a disposizione del giudice per i provvedimenti a suo carico. Altri 2 uomini sono stati identificati e segnalati in prefettura. Raffica di furti a Jesolo nel fine settimana. È accaduto purtroppo nei giorni scorsi qualche episodio di ladri particolarmente agili che si sono intrufolati
in alcune strutture fronte mare. E sui social è scoppiato l'allarme. A scaldare gli animi è Jesolo Magazine, la rivista online per i turisti di lingua austriaca e tedesca, che ha focalizzato l'attenzione proprio sui furti avvenuti negli alberghi jesolani tra Piazza Milano e Torino. Hanno evidenziato in particolare l'assedio di ladri e acrobati entrati dalle terrazze delle camere, oppure i furti di negozi e abitazioni nella zona di Piazza Nember. Ma il sindaco invita alla prudenza. Si tratta di una pratica che già negli anni passati, direi nei decenni passati, purtroppo è avvenuta, ma va anche detto che si tratta di episodi davvero molto limitati, qualche unità, non è una pratica generalizzata, quindi non esiste nessuna emergenza di questo tipo in questo momento. C'è un lavoro costante da parte delle forze dell'ordine, quindi anche nel passato, quando si sono verificati episodi di questo tipo, si è sempre arrivati a trovare i colpevoli e alle volte anche a trovare anche il maltolto. Ovviamente l'invito, come facciamo a casa nostra ciascuno di noi, anche nelle località di vacanza e quindi a Jesolo, ovviamente adottare quelle minime norme di sicurezza, ad esempio non tenere aperte le finestre della propria camera. Ecco, comunque vogliamo dare un messaggio rassicurante: non è in atto nessun tipo di emergenza e non c'è nessuna situazione generalizzata che crea allarme nei confronti sia dei residenti ma anche dei turisti. La politica con lo spiraglio aperto a livello nazionale da Fratelli d'Italia sul terzo mandato per i governatori mette in subbuglio la politica veneta. È incredibile che a pochi mesi dalle elezioni regionali si continui a parlare del terzo mandato e della poltrona di Zaia. È incredibile che ancora una volta la politica del Veneto sia ridotta a poltrone e a spartizioni, mentre le famiglie, i cittadini, le imprese attendono risposte sulla sanità, sul caro energia, sul lavoro. Lo definisce teatro indecoroso il segretario regionale dei Dem, e sul palco per il Partito Democratico c'è solo una compagnia di attori, quella del centrodestra, perché lo spiraglio sul terzo mandato aperto da Fratelli d'Italia con un big nazionale come Giovanni Donzelli rimette indubbiamente le carte in tavola. E mentre Matteo Salvini si affretta a dire che una modifica della norma blocca mandati è possibile entro l'autunno, ma bisogna fare presto, il centro-sinistra si rivolta contro un'ipotesi che aveva, come tutti, evidentemente accantonato dopo il pronunciamento della consulta. Zaia continua a rimanere malinconicamente aggrappato alla sua poltrona, ma di mandati ne ha già fatti 3, anche se la legge ne prevede 2, come ha detto recentemente la Corte Costituzionale, e oggi vorrebbe fare il 4º. È davvero incredibile. È giusto invece che al più presto si fissi la data delle elezioni e che la parola venga restituita ai cittadini del Veneto. Sullo sfondo c'è un risico politico non da poco. C'è chi legge nell'apertura dei meloniali la necessità di accontentare la Lega in Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia di Trento in cambio della Lombardia. È evidente, prosegue Martella, che dietro queste incredibili manovre c'è solo il tentativo di prendere tempo e nascondere le profonde divisioni interne, prolungando trattative e accordi di potere. Del resto qualcuno poi dovrebbe spiegare ai meloniani veneti, rampa di lancio da mesi, il motivo di dover fare un passo indietro. Il numero 1 regionale Luca De Carlo resta ecumenico, ma sottolinea: ora si sta soltanto discutendo. Che i partiti, soprattutto quello di maggioranza, si interroghi su un tema così importante come quello del terzo mandato è nella natura delle cose. Discuteremo, metteremo sul piatto i pro e i contro di un'eventuale scelta, ma il tutto nella più ampia naturalezza e soprattutto nella consapevolezza di che ciò che stiamo facendo lo facciamo solo ed esclusivamente nell'interesse dei cittadini. Ma che i freni ci siano lo dimostra anche il poco entusiasmo, per non dire altro, degli azzurri di Forza Italia in Veneto. Io ritengo che un limite ai mandati sia stato fatto nei tempi, un po' di anni fa, nessuno mai l'ha messo in discussione, anzi lo stesso Presidente Zaia in più di qualche occasione nel passato ha detto che il limite dei mandati era giusto e doveroso, e quando il contesto ritorna per una discussione quasi personalistica, la gente non lo capisce. I problemi sono tantissimi. Io credo che continuare su questo dibattito sia anche nauseante. Sognando Itaca, il progetto di AIL per i pazienti con tumore al sangue.
Prende il largo da Venezia il progetto di AIL Sognando Itaca per aiutare i pazienti con il tumore del sangue ad affrontare al meglio la loro malattia metaforicamente attraversando il mare proprio come ha fatto Ulisse. I pazienti oncoematologici si trovano ad affrontare un mare aperto e pieno di insidie, ma durante il viaggio avranno modo di conoscere nuovi territori, relazioni e sentirsi meno soli. Questo è lo scopo di Sognando Itaca, il progetto di AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, in occasione della giornata nazionale per la lotta a queste malattie. Il paziente è anche qualcos'altro, è persona, ha bisogno anche di progetti di riabilitazione che fanno sì che dopo una malattia così lunga, così difficile, così impegnativa possa riprendere se stesso, trovare la sua identità e andare avanti. La metafora di Sognando Itaca che noi portiamo avanti da 20 anni e che oggi qui da Venezia ripartiamo con un progetto che coinvolgerà tutta Italia è appunto significativa. Un progetto consolidato che quest'anno coinvolge altre 20 sezioni AIL che organizzeranno nel periodo estivo un Itaca Day, durante il quale i pazienti potranno vivere questa esperienza con medici, psicologi, volontari e i loro familiari. Entra in contatto con la natura, entra poi in stretto contatto con le persone che lo seguono all'interno dell'ospedale o l'hanno seguito se è guarito, e dà anche un senso di vicinanza, nel senso che in barca si collabora. Grande festa per la conclusione dell'anno scolastico. Si è concluso con il botto l'anno scolastico per 1000 alunni delle classi elementari e medie dell'Istituto Scolastico Comprensivo Franca Ongaro del Lido e Pellestrina, 1000 studenti, circa 300 a Pellestrina e 700 al Lido di Venezia, guidati dai propri insegnanti, hanno partecipato a varie attività, dallo sport alla musica, tradizioni locali ed educazione civica. 2 giornate fortemente volute dalla dirigente della scuola, professoressa Isabella Martinelli, grazie al fondamentale coordinamento della Proloco del Lido di Venezia e Pellestrina, presieduta da Elena Constantin, coadiuvata da Barbara Pitteri, con l'impegno dell'amministrazione comunale, in particolare degli assessori Zurina e Besio e del presidente della municipalità Guberti. Questo evento è stato promosso con l'intento di rafforzare l'educazione alla legalità, la conoscenza della Costituzione, base delle leggi di tutto lo Stato, garanzia dei diritti di ciascuna persona e anche a garanzia appunto della democrazia e dell'esercizio di una cittadinanza che sia improntata al benessere di ciascuno. Aiutiamo questi ragazzi a crescere con principi e valori che sono sanciti dalla Costituzione. È stata una festa per tutti, ma anche un impegno civico ad essere sempre, ogni giorno, dei buoni cittadini e parte di una comunità. Questo è il messaggio della giornata, presente in mezzo ai ragazzi, tra le loro famiglie, anche il prefetto di Venezia, ospite d'onore Darco Pellos, impegnati Protezione Civile del Lido, Croce Bianca e Polizia Locale. L'ICI Franca Ongaro ha fatto della promozione delle linee guida per l'educazione civica uno dei principali obiettivi. A 30 anni dalla sua scomparsa, nuovo album di Mia Martini, curato dal veneziano Maurizio Piccoli. Si intitola Tarab, termine arabo che esprime la gioia e la beatitudine, in questo caso di chi ama la musica. È il nuovo disco di Mia Martini, pubblicato nel trentennale della scomparsa della grandissima artista. A curare il produttore artistico Maurizio Piccoli, paroliere, compositore e musicista veneziano, grande amico di Mimì, che ha collaborato a lungo con lei. Produttore esecutivo è invece Massimo Massagrande. Devo dire che è stato in qualche modo rivoluzionario il concetto alla base appunto di questo album, che annovera appunto tra i 18 brani che sono presenti nel vinile e anche nel CD, annovera delle vere e proprie chicche, cioè inedite. Una nuova primavera dopo quella strappata nel maggio 1995, l'album è stato presentato al grande albergo Ausonia Ungaria del Lido di Venezia. Molti brani sono brani famosi che comunque sono registrazioni originali tratte appunto da provini oppure
registrazioni live, e quindi sono in qualche modo interpretazioni originali anche queste, sui quali è stato proposto un nuovo arrangiamento con dei suoni molto nuovi. Un omaggio, un culto per i collezionisti nato proprio a Venezia. Il progetto è nato qui a Venezia, quindi è un album assolutamente veneziano, un album al quale hanno partecipato tutti i musicisti veneziani. Noi ci fermiamo qui, adesso la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata.